Belluno resta al centro non solo simbolicamente. Nel suo primo incontro con il personale della sede bellunese, il neopresidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Francesco De Bettin, sgombra subito il campo da ogni dubbio. La sede di Belluno non chiuderà e continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento dell'ente. Qui, annuncia, si terranno anche le riunioni del Consiglio Camerale, almeno fino al completamento della nuova sede di Treviso. L'obiettivo nostro è quello di riuscire a cogliere le sinergie tra le eccezionalità che abbiamo nelle due province, risolvendo anche le problematiche delle due province là dove ci sono, è quello che io ho definito nel mio discorso di insediamento l'applicazione della sussidiarietà. La visita è diventata perciò l'occasione per delineare la rotta del mandato. Al centro c'è il progetto del Veneto Nord, Belluno e Treviso non come due realtà separate ma come unico sistema capace di fare massa critica e competere a livello nazionale ed europeo. La qualità e la capacità di lavoro che abbiamo a Treviso, Belluno e nel vicino Friuli è difficilmente rintracciabile anche al di là delle Alpi. Cioè di là lavorano meno di noi, hanno più valore aggiunto, ma noi non abbiamo nulla di meno di loro e anzi con la capacità di sacrificio che abbiamo possiamo ottenere molto di più. Le sfide sono già davanti agli occhi, la manifattura inizia a rallentare, pesa la denatalità, diventa sempre più difficile trovare lavoratori e professionisti e senza nuove abitazioni, osserva De Bettine, sarà complicato attrarre persone e competenze dall'esterno. Per il nuovo presidente serve anche cambiare prospettiva sulle infrastrutture, non pensare soltanto a collegare il Veneto con il nord Europa, ma creare le condizioni perché l'Europa attraversi questi territori si fermi e generi valore economico lungo tutta la direttrice Belluno-Treviso. Un percorso impegnativo, ammette De Bettin, che richiederà una visione condivisa e un lavoro di squadra. Per questo, accanto a lui, ci sarà l'esperienza del vicepresidente Paolo Doglioni, chiamato a fare da punto di riferimento in una Camera di Commercio che vuole trasformare le due province in un unico progetto di sviluppo. I bellunesi sono tutti personaggi eccezionali. Il problema nasce quando due bellunesi sono nella stessa stanza e devono capire che cosa fare insieme. Ecco, preferiscono cercare di fare le cose per conto proprio. Questo è stato, questo in parte è ancora e questa è una delle cose su cui lavorare